Il simbolo di questa puntata sarà questo pioppo, anzi questa pioppa, perché è un vecchio albero che definisce tutto un territorio in questo caso e soprattutto un'azienda agricola dove ci troviamo quest'oggi. Siamo a Lovertino, a 2 passi da Vo Euganeo, nel bell'arco, ecco, dei Colli Euganei. Oggi peraltro è una giornata molto bella, quindi si vedono anche molto bene. Non solo qui, poi andremo nel Vicentino, vi parleremo di tante cose come sempre. Sigla. Allora, Antonio Benato 71 anni fa, si ricorda benissimo, ha piantato un bastoncino, sta qua, non andare via, non c'è un bastoncino che oggi è diventato 71 anni dopo un pioppo, anzi una pioppa, e qui allora siamo con lui e con i figli, 3 generazioni, vedete 1, 2 e 3, padre 2 dei 3 figli, Andrea e Stefano, chi manca? Giancarlo, e lui come si chiama? Mattia, eccoli qua. Allora Antonio, Andrea, Stefano e Mattia, 3 generazioni per l'azienda La Pioppa. Noi siamo qui per dire che anche loro, come molti quando noi giriamo per il territorio veneto, hanno potuto usufruire di misure, soprattutto per la cantina. Ecco, per la cantina avete usufruito della misura 132, se non ricordo male, ecco per che cosa? Per valorizzare i nostri prodotti, per dargli un marchio, la DOC del Colli Euganei, quindi i vari Cabernet, Pinot, Prosecco, Moscato. Però poi voi avete anche una bella attività agrituristica, peraltro 21 anni fa voi avete anche lì usufruito di alcuni contributi. Per partire diciamo che ci vuole sempre quell'incentivo che dici, ma un po' ci abbiamo noi, un po' mettiamo del nostro e un po' ci dà una mano la regione, ecco il coso. Ecco, in agriturismo cosa proponete? Abbiamo le galline, abbiamo i maiali, abbiamo i conigli, abbiamo... Gli affettati a questo punto? I maiali, adesso va di moda la peppa, ma purtroppo la peppa noi gli facciamo fare quella fine lì. Maiali, dopo una parte affettati e una parte va sulla griglia. Che è quello che è peraltro il menù tipico dei Colli Euganei. Complimenti allora alla famiglia Benato, alle 3 generazioni Benato, e noi adesso magari andiamo a vedere in cantina questi vini perché non li abbiamo ancora visti, e voi nel frattempo andate con Claudio De Stefani a Maserà, mica tanto distante di qui, sempre in provincia di Padova. Sono 6 le priorità europee alla base del prossimo programma di sviluppo rurale, tra cui la conoscenza e l'innovazione, la competitività del settore agricolo e l'uso efficiente delle risorse. Maggiori informazioni su piave.veneto.it. Oltre 19 milioni di euro di risorse erogate per gli interventi dell'asse 4 Leader e il sostegno finanziario allo sviluppo delle aree rurali registrato nel 2014 nell'ambito del PSR Veneto. Ulteriori dati nel portale piave.veneto.it. Avvicinare i giovani alle sfide della nuova agricoltura e alle opportunità del programma di sviluppo rurale. Queste le motivazioni dell'appuntamento del prossimo 13 marzo in Corte Benedettina a Legnaro, organizzato da Regione Veneto e da Veneto Agricoltura. Amiche e amici, a questo punto della nostra trasmissione vi parliamo di un consumo consapevole di farmaci. Per farlo nel migliore dei modi abbiamo chiesto aiuto al dottor Carlo Tiengo, che è consulente dell'Adiconsum Veneto. Piacere. Benvenuto. Salve. Dottore. Senta, innanzitutto dobbiamo lanciare un messaggio forte e chiaro alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. Come possiamo tutelarci? Beh, sicuramente possiamo tutelarci perché come interfaccia tra quello che è il consumo del farmaco, il ricevimento del farmaco da parte dei cittadini e il cittadino stesso, appunto, c'è una figura professionale quale il farmacista. Ovviamente sta anche il medico, però nella consegna del farmaco è il farmacista deve avere l'ultimo contatto con il paziente. Poi c'è anche il farmacista fai da te, nel senso che ogni tanto noi
pensiamo di poter risolvere di testa nostra qualcosa, invece così non è sempre. È un po' pericoloso, diciamo. È sempre meglio affidarsi a queste due figure che dicevamo prima, medico e farmacista, anche perché pensiamo che le interazioni tra farmaco e farmaco sono praticamente infinite. Pensate che ci sono anche interazioni tra farmaco e alimento. Alcuni farmaci assunti con certi alimenti possono dare degli effetti catastrofici, senza gli alimenti possono dare un effetto farmacologico normale. Dottore, ci sentiamo dire più di qualche volta, vuole questo prodotto o vuole uno generico? Io userei il termine equivalente o meglio ancora bioequivalente, perché sono termini che rispecchiano la natura del farmaco, cioè sono farmaci, questi farmaci bioequivalenti o generici, che una volta assunti si comportano esattamente come il farmaco originatore. Il principio attivo, cioè quello che fa funzionare il farmaco, è esattamente lo stesso, ha lo stesso dosaggio, la stessa forma farmaceutica, buste piuttosto che compresse, però abbiamo la possibilità di avere eccipienti diversi. Quindi se una ditta di farmaco generico usa il lattosio, mentre un'altra, l'originatore supponiamo, usa l'amido di mais, se siamo allergici al lattosio avremo un'allergia al lattosio e quindi al farmaco generico, che può essere anche il contrario ovviamente. Dottor Carlo Tiengo, io la ringrazio. Grazie a lei, grazie a voi. Interessante e importante suggerimento che ci avete dato, ricordatevi, consulente Adiconsum del Veneto. Noi adesso ci fermiamo, ma la linea naturalmente passa al nostro amico Mimo Vita per il proseguo della trasmissione. E ci siamo spostati nei Colli Iberici, oggi veramente molto belli, in questa situazione interessantissima che è rinascimentale, perché la storia dei Colli Iberici è una storia che viene da lontano, e il vino dei Colli Iberici, in particolare il Tokai o Ratai, è un vino storico. Con noi Emanuele Piovene Portogodi, già il cognome importante ci dice che qui siamo in una realtà importante, una realtà storica. Sì, è un'azienda agricola che è della mia famiglia dal 1500, anche la casa è del 500-600 e hanno sempre fatto vino. Abbiamo trovato le mappe all'Archivio Storico di Venezia ed è sempre stata una cantina e quindi questo vino viene proprio dai secoli. Voi avete un'azienda importante, 37 ettari, quindi voglio dire 100.000 bottiglie, mi diceva la sorella, e quindi tanta produzione, però è una produzione che poi va anche venduta. E quindi per venderla cosa bisogna fare? Beh, si spera che vada venduta tutta e finora ci siamo riusciti, e per venderla bisogna insomma puntare sulla qualità più che sulla quantità. Poi per venderlo bisogna anche saperlo vendere, per quello allora avete realizzato questa sala di degustazione con l'aiuto del GAL, del programma LEADER, del PSR, un po' di soldi pubblici che sono arrivati per migliorare anche questo tipo di proposta. Sì, fortunatamente sono arrivati e abbiamo potuto ristrutturare questo vecchio spazio che era un vecchio frantoio. Noi produciamo anche un po' di olio e in questa bellissima saletta che siamo riusciti a ripristinare proprio nell'ottica del tempo senza snaturare quello che era, è venuta benissimo e quindi riusciamo a fare degustazioni, piccole conferenze, corsi di assaggi, e chiunque venga in qualsiasi giorno dell'anno ci trova qui e beviamo insieme un bicchiere, e, insomma parliamo del vino, della zona, della storia dei Colli Iberici. E per terminare Bed & Wine. Bed & Wine, sì, abbiamo fatto anche un piccolo agriturismo, degli appartamentini che affittiamo, e funziona molto con gli stranieri soprattutto, che amano calarsi nella realtà dell'epoca e vivere un'esperienza a contatto con la natura, con il vino. Allora, una curiosità, lei conosce il lago di Fimon? Come no, il lago di Fimon. Allora, però i nostri telespettatori sicuramente non lo conoscono. Allora andiamo da Claudio De Stefani per chiudere e andiamo al lago di Fimon. Grazie. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Per la parte conclusiva del nostro programma, Mimmo, io sono arrivato in provincia di Vicenza, esattamente ad Arcugnano. Accanto a me c'è Paolo Gozzi, profondo conoscitore della sua zona. Ci troviamo al lago di Fimon.
Che cosa di bello in particolare questo lago? Beh, ovviamente io non posso che dire che è il più bello di tutti, sicuramente sì, buongiorno innanzitutto. Il lago di Fimone è uno dei laghi più grandi della provincia di Vicenza e forse anche uno dei più antichi. Storicamente abbiamo avuto studi che hanno riscontrato e avuto prova di un insediamento paleolitico nell'era della preistoria, quindi. È un luogo caratteristico dal punto di vista archeologico ma anche da un punto di vista naturalistico e ovviamente lo sfruttamento oggi turistico dei nostri spazi, del nostro ambiente è la corona giusta di questo ambiente. Si parlava di percorso cicloturistico, però mi parlava anche di una possibilità di andare a cavallo qui attorno. Certo, con i comuni contermini 24 abbiamo sviluppato un progetto che si chiama Alta Via dei Iberici. È un percorso di circa 120-130 km, tutto in quota su tutti i colli iberici, con tantissime porte e vie di accesso. La porta numero 1 è questa, quella del lago di Fimone, e poi appunto ovviamente ogni comune ha le proprie porte. Questo percorso può essere fatto in bicicletta, a piedi e ovviamente a cavallo. È bellissimo, è straordinario, viaggiare a cavallo è una cosa emozionante. Io non sono un esperto conoscitore, ma l'ho provato ed è veramente stupendo. Io la ringrazio per questa bellissima esperienza che abbiamo vissuto quest'oggi con lei. Venitelo a trovare questo piccolo ma importante centro. Tra l'altro le immagini hanno parlato da sole della bellezza di questo luogo. Saluto Mimmo Vita che come sempre ha condotto con me l'altra parte della trasmissione. A tutti quanti voi l'appuntamento è già rinnovato per la prossima puntata. Arrivederci.